Allora, il rammarico rimane per quello che è stato l'andamento della gara, nel senso che dopo 20-25 minuti ti trovi 2-0 e allora credi di aver messo la partita sui binari giusti. Però poi purtroppo siamo stati un po' ingenui nell'aprirla da soli, perché abbiamo riaperto la partita da soli e quindi questo poi ci ha portato al 2-1. Poi il rammarico maggiore è che il calcio poi è crudele, no? Perché sembra quasi che l'abbia inventato veramente il diavolo, nel senso che dal possibile 3-1 di Giannaula, annullato per fuorigioco che c'è o non c'è, non lo so, l'azione dopo prende il 2 pari. Il calcio poi è crudele per questo, no? Io dico che se ci sono 6 rigori in partita, l'arbitro deve avere la personalità e il carattere di fischiare 6 rigori, perché in una partita può capitare che ce ne siano 6-7. Però, come dice lei, io non voglio soffermarmi sugli arbitri perché secondo me facciamo un errore, perché dobbiamo concentrarci su quello che era possibile fare di più e meglio. Poi le sviste arbitrali fanno parte del gioco, se ci sono state se le stiamo qui a commentare vuol dire che ci sono state, quindi non possiamo fare altro che accettarle con rammarico. Ai ragazzi bisogna fare soltanto un plauso, anche oggi, perché se una squadra fa i primi 25 minuti come abbiamo fatto noi, ma io non dico solo 25 minuti, perché dopo il gol del 2-2 il 90% delle squadre psicologicamente le ammazza. Noi invece siamo rimasti in partita, abbiamo sfiorato l'occasione del 3-2, potevamo avere un rigore a favore che poteva essere il rigore del 3-2, quindi significa che la squadra c'è, che riesce anche a resistere a quelle spinte che possono portarti a buttarti giù, però così non è stato. Quindi io guarderei, come dice lei, un bicchiere mezzo pieno. Il rammarico deve rimanere perché siamo stati in vantaggio 2-0 e siamo stati polli a subire il gol del 2-1. E poi il pizzico di delusione e amarezza, perché dal possibile 3-1 passi al 2 pari e quindi poi là il dettaglio ha fatto la differenza, anche perché poi il 2 pari è nato da un eurogol del giocatore avversario, quindi poi se n'è stata una concomitanza di cose che hanno fatto sì che il risultato arrivasse sul pareggio. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.